Dunque, io sono seduta a questo tavolo e rappresento il comitato portoghese per Bersani. C'è qualcuno di voi che ha piacere di intervenire, di dire insomma qual è la sua idea sulle primarie e su quello che abbiamo cercato di dirvi sia io che il senatore Casson? Allora, io sono rappresentante del Partito Socialista del territorio, l'ultima tornata provinciale il più votato della provincia, e sostengo fermamente la candidatura di Bersani, perché noi vogliamo un governo che andrà sicuramente alle prossime elezioni a governare l'Italia, che duri 5 anni, che abbia la durata dei 5 anni, un governo che programmi e che faccia quello che l'Italia, paese straordinariamente rappresentativo della comunità europea e fondatore della comunità europea, abbia questa grandissima rappresentatività. La parola che ha detto giustamente il giudice Casson, qui mi riferisco perché è importante quello che ha detto, credo che sia molto importante, è che siamo usciti per la seconda volta in Italia dal dopoguerra dai 2 ventenni, prima di un uomo che voleva comandare tutto e tutti, poi di un altro uomo che per ben 20 anni ha voluto ripeterci la stessa cura. Credo che questo noi non lo dobbiamo permettere, nel modo più assoluto. E qui vi faccio la mia idea socialista e pertiniano. La mia brochure nelle ultime campagne elettorali era un pertiniano, la comune, la provincia e così via. Proprio per dare questo esempio. E di questo ne sono sicuro e fiducioso, perché quest'uomo, Pertini, ci ha insegnato ad essere corretti e fiduciosi. In un comune più vicino e amico a noi, questa mattina si è fatta l'altra riunione con il rappresentante che vuole rottamarmi. Secondo me lui ha sbagliato qualcosa nella sua vita. Non può rottamare suo papà o suo fratello più grande, perché io ho imparato quello che ho fatto nella mia vita e che farò da mio padre e da mio fratello più grande. Per questo dico a questi signori che non erano tanti come noi oggi, perché noi siamo qualche numero in più, avendo fatto anche il lavoro della SIAE, si contano le persone, erano 43 persone, nonostante la grande sviolinata che hanno dato tutti in questi giorni. Allora io dico, cerchiamo di essere fiduciosi, usiamo la parola antifascista, usiamo il metodo che ci ha insegnato i nostri padri e i nostri politici più grandi di noi, e noi teniamo alta questa straordinaria idea e dignità che l'Italia ha sempre avuto. L'abbiamo dimostrata che quando qualcuno del secondo ventennio è uscito dalla porta di servizio, è salito un uomo con una correttezza chiara e limpida, ha ridato quella dignità che non vorrei dire, ma mi sembra che Hollande in Francia abbia dato un altro segnale a questa Europa, che era diventata claudicante. In qualità di ex paracadutista non mi sento claudicante, né da rottamare e né da prendere lezioni da qualcuno che alla sera alle 7 si mette una cravatta e vuole star fuori di notte. Per star fuori di notte deve aver fatto prima il servizio militare e aver fatto, non so, qualcosa, il metronotte. Allora conosci chi è fuori di notte e dove vai a parare. Noi siamo politici seri, corretti e straordinariamente rispettosi delle leggi. Vogliamo che tutti si comportino rispettosamente nei confronti di questa campagna elettorale. Io credo che non avremo bisogno di tanti rinforzi o di tante chiacchiere, abbiamo bisogno di esempi di lucidità politica e di lungimiranza. Ringrazio in particolar modo la presenza del senatore Casson, perché abbiamo sicuramente qualcosa da imparare. Nella sua chiusura dirà qualcosa che poi la useremo come parola se necessario. Giudice, la prego di dirla dopo. Grazie.